Uno dei confronti più interessanti della serata, 6 al via, sono Victor Leo, Tursiope Jet, Tale Inno, Veantour, Tarantella Fermo, Ultras Griff, con favore in chiusura per Tale Inno, ma simpatie spiccate anche per Ultras Griff, che è la seconda scelta del campo. Vediamo la partenza volante dall'esterno di Ultras Griff, gli si oppone però Tale Inno, che vuole correre evidentemente al comando. Ultras Griff è partito velocissimo, però deve adeguarsi e vedremo se insiste Andrea Vitaliano, torna sul allievo di Roberto Vecchioni che questa volta lo lascia sfilare. Terza posizione per Tursiope Jet, molto svelto, a sua volta lungo la corda in terza posizione, mentre gli altri seguono più indietro, capeggiati da Victor Leo, che precede Veantour e Tarantella Ferma, che anche oggi non è partita. Veantour invece prende la via del largo dopo il primo quarto in 29-1. Ultras Griff in vantaggio. La cercata di forza, la testa della corsa Andrea Vitaliano, e Roberto Vecchione, dopo avergli detto di no a un primo attacco, ha dovuto adeguarsi e si è lasciato sfilare. Intanto 46,5 di 600, non cambia nulla, con Veantour che raggiunge intanto i fianchi del battistrada, che completa in 1-2-1 gli 800, quindi con un sensibile rallentamento, addirittura 33 il secondo quarto. Ci avviciniamo al chilometro. Percorso in 1:16,8. Sempre in vantaggio Ultras Griff nei confronti di Tale Inno, poi Veantour, gli altri più indietro. Cavalli ormai a poco più di 400 metri dalla conclusione, con in testa sempre Ultras Griff. Veantour che ci prova, va al suo attacco, lo appariglia a metà della curva finale, poi c'è Tale Inno a contatto, ancora Tursiope Jet, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Ultras Griff in vantaggio, insiste Veantour, Ultras Griff e Veantour alle prese, Ultras Griff e Veantour, finale con Veantour che mette qualcosa davanti e passa di forza ma meritatamente su Ultras Griff. Terzo posto per Tale Inno, 1,14 netto, chiusa in 28,1. Avevamo visto una bella sgambatura in serata di Veantour, poi l'ultima invece ci aveva deluso, ma Veantour è così, si prende quello che viene, perché è un cavallo particolare, un cavallo che è capace di buttare via tutto in un attimo, e oggi invece è rimasto di trotto. Bravo anche Andrea Farolfi che raddoppia così il successo d'apertura e si fa praticamente un chilometro scoperto all'esterno per venire a vincere poi anche abbastanza nettamente nel finale su un Ultras Griff che aveva voluto prendere il comando a tutti i costi, mentre Tale Inno è rimasto lì in terza posizione senza interferire per la vittoria. Rivediamo la bella retta d'arrivo, Ultras Griff in vantaggio, Veantour che attacca, e a questo punto si capisce che Veantour può effettivamente passare e nel finale, vedete, mette mezza lunghezza avanti all'avversario. Terzo posto per Tale Inno, gli altri praticamente non sono mai esistiti. Andrea Farolfi al raddoppio in giornata con Veantour per conto di Andrea Sarzetto.